comincia da qui, da Padova, da Piazza dei Signori, una delle piazze più belle e più iconiche della città, il nostro viaggio con la bicicletta gravel alla scoperta della rotta di Land of Wine Stars, brand promosso da Venix Promex che valorizza le eccellenze vitivinicole patavine, le sue DOC e DOCG. Nell'ambito del programma di interventi di promozione economica internazionale 2022 della Regione Veneto, in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, il Sistema Camerale Veneto e Venix Promex, andremo alla scoperta di questo bellissimo territorio ricco di storia, ricco di cultura, ricco di enogastronomia, pedalando su strade bianche, strade sterrate, strade di campagna e argini. Il tempo stringe, seguitemi in questo bel viaggio. Andiamo! Da Padova abbiamo costeggiato il canale di Battaglia Terme, una bellissima ciclabile adatta a tutti, priva di traffico e completamente pianeggiante. Siamo passati per Villa da Molina e siamo arrivati qui al Castello del Cataio, uno degli edifici monumentali più belli del Parco dei Colli Euganei, un edificio che è stato costruito a partire dal XVI secolo e che negli anni si è reinventato. Pensate, è stata una dimora principesca, poi è diventato anche un ritrovo militare, caffè letterario, insomma chi più ne ha più ne metta. Da qui però partiamo per andare a scoprire il resto di questo bellissimo viaggio. Meravigliosi Colli Euganei, un territorio da scoprire in bicicletta fermandosi ogni tanto a degustare i numerosi vini della zona. Ne parliamo con Francesco Loreggiano. I Colli Euganei nel cuore della provincia di Padova e quelli che vennero chiamati isole senza mare. Il mare oggi non c'è più, se n'è andato da parecchio tempo per la verità, e se n'è andato da quando ha cominciato a formarsi questa pianura grazie all'opera incessante dei fiumi che oggi delimitano proprio la provincia, quindi sono il fiume Brenta e il fiume Adige, sui cui sedimenti oggi si sono sviluppate delle aree molto interessanti anche proprio per le colture, anche per la viticoltura, come la zona di Bagnoli e la zona di Merlara. I Colli Euganei fanno da baluardo proprio di quest'area e svettano e sono l'unico rilievo che si alza sulla pianura piatta che c'è tutto intorno, ed ecco perché ancora oggi sono individuate come isole, senza mare però. E i suoli che troviamo su questi colli sono dei suoli straordinari che danno una grande opportunità ai viticoltori di questa zona di interpretare quella mescolanza di suoli vulcanici e calcarei che rende i prodotti di questa terra veramente unici. Qui siamo vicinissimi ai Colli Euganei, siamo vicinissimi a Vo Euganeo, dove c'è il Consorzio Tutela Vini dei Colli Euganei, che ospita tra l'altro anche un bellissimo museo del vino. Andiamo a sentire Marco Calaon, presidente del consorzio. 52 anni fa fu istituita l'area ad hoc Colli Euganei, 2 anni dopo fu istituito il consorzio. Allora c'erano solo 3 tipologie di vino, quindi bianco, rosso e moscato, poi nel tempo la situazione si è molto evoluta.
I Colli Ugani sono circa 140 km di superficie, di cui 25 km quadrati sono a vigneto, e questo rappresenta un bel equilibrio fra superficie vitata e il resto del territorio, anche da un punto di vista di sostenibilità, sia di convivenza col territorio ma anche sostenibilità ambientale. E per quanto riguarda i Colli Ugani, essendo delle colline, la viticoltura è qualcosa che riesce molto bene proprio perché c'è un giro d'aria importante. Il consorzio si occupa di tutela, promozione, controllo e assistenza tecnica dei soci. Ci sono circa 600 aziende e 150 escono con etichetta propria. Fra queste ne abbiamo 25-30 che hanno raggiunto livelli molto importanti. L'impegno del consorzio in questo periodo è di rivalutare molto quello che è il vino rosso e quindi il Colli Ugani rosso DOC Colli Ugani. Scesa dai Colli Ugani, ho pedalato per la campagna padovana e sono arrivata a Merlara, sede dell'omonimo consorzio DOC, un consorzio che è diviso tra la provincia di Padova e quella di Verona. Ce ne parla il suo presidente Luigino De Togni. La DOC Merlara è una DOC giovane, è nata negli anni 2000, nel 2000 precisamente. È una DOC che si estende in 6 comuni del Padovano e 3 comuni del Veronese. Le varietà di punta del consorzio del Merlara è la Malvasia d'Istria, è il Marzemino e un taglio bordolese composto da Cabernet e Merlot. È un consorzio dove spicca l'anima green, perché appunto ha presentato 2 progetti, uno appunto che si chiama Green Vision e l'altro Risorsa, per quanto riguarda la gestione del suolo e dell'acqua. Da Merlara, pedalando lungo gli argini della Fratta e del Gorzone, sono arrivata nel territorio del Friularo. Ci parla di questa DOCG Nicola Zaggia. Il consorzio DOC Bagnoli opera dal 1995 nei comuni di Mitrefia e Bagnoli e tutto il Conselvano. Sono appunto 14 comuni che rappresentano questa DOC, una DOC giovane se vogliamo, che ha al proprio interno molti vitigni internazionali quali Merlot, Cabernet, Chardonnay, ma soprattutto ha una specificità che dal 2011 è diventata DOCG, il proprio Friularo di Bagnoli DOCG. È un vitigno unico, un vino unico che nel territorio ha veramente dato molti successi e molti risultati. Non solo nel territorio, ma il vino è proposto e si trova in tutto il mondo e proprio compito del consorzio è quello di promuoverlo e tutelarlo. I soci del consorzio sono una quarantina, ma ci sono 2 grandi entità che lo imbottigliano, che vinificano appunto questo prodotto e riusciamo a fare circa 350.000 bottiglie all'anno di questo prodotto unico. Il ruolo del consorzio è anche quello della tutela, della promozione e soprattutto quello di far conoscere questo prodotto unico. Pedalando lungo il Bacchiglione siamo arrivati a Correzzola, dove sorge questa bellissima corte benedettina del XVI secolo. Le corti altro non erano che delle zone di stoccaggio e lavorazione, dove confluivano tutti i raccolti
delle zone circostanti e non solo. In particolare questa corte è sempre stata gestita dall'Ordine Benedettino di Santa Giustina di Padova ed è stato per decenni il centro focale dell'agricoltura padovana. Siamo nella zona della DOC Corti Benedettine, sentiamo il presidente di questo consorzio di tutela, Marco Guasti. La DOC Corti Benedettine del Padovano nasce nel 2004, anche se fonda le sue origini nei tempi passati, quando i monaci benedettini svilupparono in questo territorio la produzione dell'uva da vino. Infatti, la corte in cui ci troviamo adesso veniva indicata come la cantina di Padova. Il territorio principale si trova a sud di Padova, fra le province di Padova e Venezia. Come prodotti principali ricordiamo i vitigni sia rossi che bianchi. Come vitigni rossi possiamo ricordare il Refosco dal Peduncolo rosso con il suo aroma fruttato e sapore tipicamente di melograno. Altro vitigno autoctono della zona è il Raboso, di colore rosso rubino e con un'acidità molto elevata. Per i bianchi ricordiamo il Pinot, Chardonnay e Sauvignon. Ad oggi la superficie complessiva di produzione è di 250 ettari e la commercializzazione avviene soprattutto nella filiera Oreca, sia italiana che estera. La zona della DOC Riviera del Brenta si trova lungo il corso del fiume omonimo. La vite era coltivata in questa zona sin dall'epoca delle antiche civiltà paleovenete, anche se la vera organizzazione agricola di quest'area si deve far risalire ai Romani, poi in seguito ai Veneziani che dal 1400 si insediarono nella zona, costruendo numerose ville destinate alla conduzione delle proprietà terriere e alla produzione del vino. Dopo il periodo della Filossera alla fine del 1800, la coltivazione della vite cambiò anche grazie a una nuova impostazione tecnica dei vigneti. La viticoltura dell'area è impostata su vitigna baccanera di grande pregio che ben si adattano ai terreni propri del comprensorio. Ultimo step del nostro giro gravel, siamo a Noventa Padovana, Villa Giovanelli, alla fine dell'anello fluviale di Padova. Eccoci arrivati. Il nostro viaggio alla scoperta delle grandi DOC e DOCG dei vini del territorio padovano è terminato. Ora sta a voi scoprire questo bellissimo territorio ricco di cultura, di storia, di tradizioni, in bicicletta, a piedi, con le bike, come volete. Sicuramente vi regalerà tante emozioni.